Una predilezione per i soggetti femminili, quella di Gwen John, artista gallese sorella del più noto August John. La condizione umana è al centro della sua riflessione poetica, estrinsecata attraverso spazi scenici inconsueti, ridotti spesso ad un semplice sfondo, e tratteggiata con gli atteggiamenti ordinari dei personaggi, arricchita da una tecnica pittorica stabile e rigorosa. Le donne ritratte sono spesso sorprese nel leggere un libro con la chiara intenzione da parte dell'artista di mettere in evidenza la loro istruzione e indipendenza. Un'esplorazione dell'universo femminile attento e sagace, talvolta puntuale nel cogliere la complicità tra due donne o nella profondità degli sguardi ammiccanti. Una capacità di rappresentazione dell'intimità femminile intrisa di cocente passione. L'artista ebbe relazioni sentimentali con due donne diverse, forse ritratte in alcune delle sue opere. Dotata di un grande talento, realizzava i suoi disegni sia dal vero che nella più comoda sede di uno studio, osservando i modelli. Le tonalità di colore morbide e delicate sono il suo marchio di fabbrica, insieme ai piccoli supporti utilizzati per dipingere le sue opere. Studiò alla Scuola d'Arte di Londra a partire dal 1895, all'epoca l'unica istituzione che consentiva alle donne di partecipare ai corsi. Ad un certo punto però decise di allontanarsi dall'ambiente londinese che non smetteva di metterla in competizione con il fratello. Si trasferì a Parigi e non smise di studiare arte e anzi approfondì le sue conoscenze incontrando molti degli artisti che in quegli anni stavano rivoluzionando il mondo dell'arte. In questo contesto di vibrante fermento avanguardistico, l'artista conobbe lo scultore Auguste Rodin, per il quale posò spesso come modella e al quale si legò sentimentalmente.